Una Trasveneto rompe il silenzio e aderisce alla manifestazione indetta da una transnazionale per oggi sabato 18 aprile. In tutta Italia avverranno delle manifestazioni, tir lumaca, tir che si fermeranno davanti alle prefetture, incontri alla RAI, ci saranno disagi per la gente. In Veneto l'Una Tras ha deciso invece di fare una manifestazione eclatante ma che non desse fastidio a nessuno. Portano un tir con una grande scritta dove si dice che l'autotrasporto non vuole morire ed è pronto al fermo, che verrà portato in bacino San Marco per una manifestazione che è solo di rappresentanza. Le rivendicazioni dell'autotrasporto sono tante, è da un anno e mezzo che il governo non risponde, anzi fa finta di concedere delle agevolazioni o degli interessi per la categoria, ma dopodiché non risponde coi fatti concreti. L'autotrasporto italiano sta morendo di burocrazia, di costi, non riesce a confrontarsi con l'Europa e quindi già si è dimezzato in 8 anni dal 2008 ad oggi e quindi rischia di scomparire. Abbiamo avuto una moria di imprese perché si è portato tutto a un livello di lobbistico molto alto, molte aziende sono andate all'estero o molte aziende dell'estero sono venute arrivare a lavorare in Italia. Lavorano in Italia in modo regolare e anche abusivo, ma sui controlli su queste cose abbiamo circa un 5% di controlli e il resto non funziona. Ci vogliono regole certe e poche regole, perché noi al tempo abbiamo domandato le regole, le abbiamo accordate, ma alla fine vengono a controllare le ditte sane, quelle che pagano le tasse, gli abusivi, gli esteri, tutto il resto continuano a lavorare e noi facciamo fatica a restare nel mercato. È una situazione di malessere generalizzato che colpisce il trasporto in maniera più significativa, perché è l'anello più evidente del sistema produttivo Italia. Francamente per questa volta vogliamo sconvolgere tutti, non chiediamo soldi, chiediamo semplicemente che le norme che già ci sono vengano applicate e soprattutto che quello che abbiamo concordato si traduca in fatti concreti. Abbiamo la possibilità di visualizzare Venezia in tutto il mondo, in tutta l'Italia e cercare di far sì che questa protesta possa servire ad aiutare il nostro mondo, sia del trasporto che il mondo delle imprese italiane, del lavoro italiano. Siamo degli eroi ormai, siamo rimasti in pochi, o delocalizziamo o rischiamo di morire, per cui dateci una mano tutti quanti ad andare avanti e a proseguire su questo lungo e difficile cammino. Presidente Salvatore Mazzocca, confraginato provinciale di Venezia, ma autotrasportatore di una grossa azienda. Avete delle grandi difficoltà, oggi manifestazione in tutta Italia, qui a Venezia senza dare fastidio alla popolazione avete portato un tir in piazza San Marco con una chiatta. Cos'è che sta succedendo nell'autotrasporto? Il governo sono parecchi anni che non ci dà delle risposte concrete, in particolare sulla politica industriale di questo settore. È da anni che chiediamo una regolamentazione del trasporto, in particolare sull'albo dell'autotrasporto, che dobbiamo capire chi effettivamente è in regola e chi non è in regola, per avere anche una concorrenza leale nei confronti dei nostri partner e nei confronti anche dei nostri colleghi. In più c'è una problematica che riguarda il cabotaggio, perché è indubbio che i paesi che sono entrati nella Comunità Economica Europea, che hanno dei costi di trasporto più bassi derivanti dalle spese del personale, creano anche un problema per quanto riguarda una concorrenza a livello del nostro paese, proprio perché non ci sono regole. Non è che noi vogliamo eliminare questo tipo di collaborazione tra imprese italiane e imprese estere, però dobbiamo entrare in un circuito virtuoso. La stessa cosa chiediamo per quanto riguarda una regolamentazione sui tempi di pagamento, perché le imprese di trasporto hanno costi che sono a 30 giorni, sia quello del personale che i costi del gasolio delle imprese, e non possiamo sopportare dilazioni di pagamento che vanno oltre i 120-160 giorni. Prova ne è quello che è successo con Artoni, dove moltissime imprese che da 7-8 mesi non hanno più avuto pagamenti e quindi sono imprese che stanno chiudendo. Ecco, noi chiediamo al governo che si apra un tavolo di trattativa perché l'intero settore possa competere con i nostri partner, competitor europei. È chiaro che se non riusciamo ad avere delle risposte concrete, certamente dovremo attivare situazioni molto più pesanti e al limite anche quelle del fermo dell'autotrasporto, perché effettivamente se non ci sono queste risposte rischiamo di scomparire
nel territorio nazionale come imprese, in particolare quelle dei monoveicolari, che sono le più deboli e che comunque sono oggetto di una, diciamo così, di una persistente ricatto da parte dei committenti che molto spesso creano molte difficoltà.